È stato espulso con volo di Stato dal Marco Polo di Tessera, uno dei kosovari che nel 2017 progettava di compiere l'attentato terroristico per conto dell'ISIS a Venezia. Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini è tornato a Venezia ad un mese dall'ultima visita. Il governo ha stanziato 60 milioni di euro per la salvaguardia della città. Fumata nera dal vertice di maggioranza di ieri sera a Palazzo Chigi sull'autonomia. I freni di Movimento 5 Stelle e Italia Viva, l'ira di Zaia raccapricciante. Ennesima tragedia della strada, Scorzè, ciclista muore dopo essere stato travolto e ucciso da un furgone in fase di sorpasso, l'incidente a Rio San Martino. Meglio gli angeli dell'acqua alta a Venezia che i movimenti di Piazza delle Sardine, protestano ma non propongono, parole del patriarca Francesco Moraglia al Petrolchimico. Atteso per domani l'incontro chiarificatore dei dipendenti di Ca' Foscari con il rettore Michele Bugliesi, al centro del contendere le ferie d'ufficio per i giorni dell'acqua alta di novembre. Restaurati i giardini reali di Venezia, dopo 5 anni di lavori riapre al pubblico il Cuore Verde di San Marco a pochi metri dal campanile dietro l'antica zecca della Serenissima. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione da Venezia e provincia. Era uno della banda dei kosovari che nel 2017 progettava di compiere l'attentato terroristico per conto dell'ISIS a Venezia. Ritenuto troppo pericoloso, oggi è stato espulso con un volo di Stato dall'aeroporto Marco Polo di Tessera. È stato espulso uno dei giovani kosovari della banda che nel 2017 preparava l'attentato a Venezia. L'espulsione nei confronti di Arian Morina per motivi di prevenzione del terrorismo e che all'epoca dei fatti era minorenne. Ha lasciato il territorio nazionale con scorta della Polizia di Stato dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. Il giovane kosovaro faceva parte della cellula jihadista che aveva collocato la sua base in un appartamento nel cuore di Venezia. Banda sgominata nel marzo 2017 con le indagini della Questura di Venezia iniziate 2 anni prima, nel settembre del 2015, dalla Digos. I componenti del gruppo erano stati tutti arrestati il 30 marzo 2017 e poi condannati in via definitiva. Tra loro vi era, oltre all'espulso Arian Morina, i maggiorenni Fisnik Bekai, Dake Azirai e Arian Babai. Al momento degli arresti la cellula veneziana era pronta a sostenere il progetto jihadista, compiendo 1 o più attentati nel centro storico lagunare. Il ruolo di Morina doveva essere di tipo operativo e dimostrativo dell'ISIS, nonché di addestramento al combattimento. All'epoca, infatti, Morina, dicendosi soddisfatto di alcuni attacchi effettuati dall'ISIS in Turchia, affermò che fosse giunto il turno dell'Italia e richiamava perciò l'attenzione degli altri sull'opportunità di organizzare un attentato dinamitardo proprio a Venezia, data l'elevata presenza di, diceva, monafiq, cioè ipocriti. Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini è tornato a Venezia ad un mese dall'ultima visita in piena emergenza acqua alta. Il governo ha stanziato 60 milioni di euro per la salvaguardia della città. Passeggiano assieme il ministro Dario Franceschini e il sindaco Luigi Brugnaro. Attraversano i giardini reali di San Marco, di cui si celebra la riapertura dopo alcuni anni di restauro, per finire davanti ad una piazza San Marco per l'ennesima volta sott'acqua, anche se stavolta solo parzialmente. Nell'ultimo periodo l'acqua alta è passata per quantità e intensità da occasionale e per certi versi suggestiva seccatura ad emergenza imprescindibile, così come la salvaguardia di Venezia, per la quale il governo ha deciso di rifinanziare la legge speciale. Dal 2020 ci sono 60 milioni, più sono stati recuperati i 65 milioni dell'anno precedente. E poi che sono stati decisi all'ultimo comitatone, la notizia è già pubblica. Il comitatone è saltato, quello di dicembre. Credo che andremo all'inizio di gennaio perché vogliamo arrivarci già come il tema è le grandi navi, vogliamo arrivarci con un passo avanti vero. Già a Venezia, nei giorni dell'emergenza acqua alta, Franceschini cerca di fare chiarezza. Un conto sono i soldi della legge speciale, un altro quelli per i risarcimenti del post 12 novembre, un altro ancora quelli per il Mose, un accavallarsi di finanziamenti che segnano altrettanti problemi che incombono su Venezia. Ci sono anche degli soldi che erano già stati stabiliti dal governo Gentiloni. Quest'anno avremo un ulteriore aiuto perché in comitatone, abbiamo spiegato, il governo ci ha concesso altri 60 milioni, saranno destinati
destinati proprio alla difesa della città, non al Mose. Il Mose ha un altro finanziamento ed è gestito dallo Stato, non da noi. Contemporaneamente a Roma, davanti alle commissioni congiunte Ambiente e Trasporti alla Camera, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa è tornato a parlare delle possibili soluzioni temporanee alternative al passaggio delle grandi navi alla Giudecca e a San Marco, in attesa di uno spostamento definitivo. Un'altra questione che non può più attendere. Ci stiamo lavorando, sapete che è un impegno che ho detto le altre volte che sono venuto a Venezia, entro la fine del mio mandato vorrei che questo tema, non è una competenza solo mia, ma vorrei che entro la fine del mandato di questo governo questo tema fosse definitivamente risolto. Ci stiamo lavorando. Ha fatto discutere il video di Fanpage che sembrava mostrare prove del Mose con i detriti sul fondo del mare che ne impedivano il funzionamento. Ieri sera nel corso di Ring, l'ingegnere Giovanni Cecconi, ex capo della sala controllo del Mose, ha spiegato che nessuna prova, era una manutenzione. Cosa è successo lì? Semplicemente era una prova organizzata per togliere la sabbia da sotto le paratoie, quindi si è confuso il fine con il mezzo, cioè non era una prova che si è interrotta, ma era una semplice manutenzione per fare la prova nei prossimi giorni. Probabilmente mercoledì ci sarà la prova completa di tutta la barriera e prima di quella prova era bene fare la manutenzione, quella manutenzione che per oltre 3 anni non è stata fatta. Se noi ricordiamo le vicissitudini di Treporti, abbiamo avuto nel 2013 il primo sollevamento delle prime 4 paratoie. A novembre 2014 io personalmente ho diretto il sollevamento dell'intera schiera. Da allora sono passati... Aspetti, nel 2014 l'intera schiera cosa vuol dire? Che tutta la schiera delle 21 paratoie è stata sollevata non senza 78 problemi. Però. No, solo Treporti stiamo parlando, ecco, che era l'unica bocca finita. La prima domanda è, cioè, è mai stato sollevato tutto il Mose? Tutte le barriere non sono mai state sollevate. Mai state sollevate. Perché? Perché si mantiene una situazione di test cronico, direi, perché il Mose poteva essere sollevato durante la grande acque alte. La cronaca, un'altra vittima della strada oggi a Scorzè, si tratta di un ciclista 64enne travolto e ucciso da un furgone. Era con un gruppo di amici, tutti ciclisti, la maggior parte in pensione, stavano facendo un giro in bici quando quel sorpasso ha spezzato ogni sogno di spensieratezza. È l'ennesima vittima della strada di questa tragica e funesta settimana. Antonio Castellaro, 64 anni, è stato travolto e ucciso da un furgone mentre era in sella alla sua bici con un gruppo di amici appassionati delle 2 ruote. Nato a Venezia, viveva da tempo a Chirignago, faceva l'operaio. La tragedia nel primo pomeriggio, verso le 14, a Rio San Martino di Scorzè, quando un furgone condotto da un 68enne del posto ha sorpassato un mezzo pesante fermo in sosta a bordo strada, senza accorgersi che dalla direzione opposta stava arrivando il ciclista, che non ha avuto scampo. È morto sbalzato sull'asfalto dopo essere stato centrato in pieno dal furgone. Per lui i soccorsi si sono dimostrati inutili. Del fatto indagano i carabinieri di Mestre. E contro le stragi che hanno caratterizzato il fine settimana in Veneto, parole d'ordine: prevenzione e cambio culturale. Sono 16 anni che cerco in qualche modo di darmi da fare per dire non deve succedere mai più. L'ho detto il giorno dopo, ho detto non deve succedere mai più una cosa del genere. Ma malgrado questo le famiglie continuano a venire dilaniate dal più doloroso dei lutti. Anche per la referente trevigiana dell'Associazione Vittime della Strada il venir meno di campagne di prevenzione strutturate nelle scuole sta provocando grossi danni. Vediamo che lasciando la presa poi le persone si abituano a certi comportamenti e queste sono le conseguenze. Le campagne shock magari 20 anni fa hanno fatto il loro effetto. Adesso purtroppo qual è lo shock? I ragazzi vedono delle cose anche più scioccanti di quelle che facciamo vedere noi, anche i video o altre cose. Hanno bisogno di consapevolezza, hanno bisogno di capire le conseguenze e noi ci siamo fra le nostre testimonianze. Manda un abbraccio alle famiglie Paola Conte Bortolotto e commenta così la proposta della mamma di una delle vittime della strage di Jesolo di organizzare una grande manifestazione. Che dire, continuiamo a far sentire la nostra voce. Sicuramente puntare i riflettori sul fenomeno è una cosa che fa sicuramente bene, perché è giusto parlarne ed è giusto cercare soluzioni, perché non si possono perdere le vite dei nostri ragazzi e in generale le vite umane in questa maniera. Quello che secondo noi
è corretto fare è lavorare sulla prevenzione, perché in questo momento qualcuno potrebbe pensare che la soluzione facile del problema sia aumentare a dismisura il numero di pattuglie sulla strada, che una sorta di militarizzazione delle strade potrebbe portare più sicurezza. Non solo 4 multe in più che salveranno qualcuno, ma un cambiamento culturale, nell'impostazione culturale delle persone alla guida. La guida non deve essere quello che rimane di altre 10 attività che si stanno facendo in quel momento, ma deve essere la cosa più importante che stiamo facendo in quel momento, perché se non lo facciamo e ci distraiamo, le conseguenze sono alle volte irreparabili. Oggi il Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha portato i consueti auguri di Natale agli operai di Porto Marghera e ha dichiarato meglio gli angeli dell'acqua alta che hanno aiutato tanti veneziani in difficoltà che i movimenti di protesta delle sardine. Sì agli angeli dell'acqua alta a Venezia, ni alle sardine, movimento che riempie le piazze più per protesta che per proposta. Eppure la società, noi, abbiamo bisogno della politica e chiediamo alla politica di avere il coraggio di scegliere e decidere per il bene del paese. Così il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, al Petrolchimico di Porto Marghera. Noi abbiamo la certezza che i miei nipoti e i vostri figli e i vostri nipoti avranno un'Italia che sarà di un profilo più basso rispetto a quella che noi abbiamo ricevuto. Quindi ho voluto anche sottolineare questa tematica. L'Alto Prelato, da sempre attento ai temi del sociale e ai suoi cambiamenti, ha altresì trattato il tema del lavoro, che non c'è, come attenzione per la persona, così di fronte a una rappresentanza degli 11.000 operai delle 915 aziende dell'area di Porto Marghera, impegnate nel manifatturiero, logistica, servizi e trasporti. Ho sottolineato un po' il mondo del precariato, perché il mondo del precariato crea delle persone arrabbiate con sé, arrabbiate con gli altri, e soprattutto delle persone che vedono passare anni della loro vita e non riescono a programmare, a progettare una vita personale, una vita familiare. Snocciolando dati e cifre prodotte dal Censis, ecco la fotografia di un welfare e lavoro che a suo avviso va decisamente cambiato. È una Italia incerta, ansiosa, in difficoltà. Fumata nera dal vertice di maggioranza ieri sera a Palazzo Chigi sull'autonomia, i freni di Movimento 5 Stelle e Italia Viva, e scoppia l'ira di Zaia che dice tutto questo è raccapricciante. La verità è che lì a Roma qualcuno che non rappresenta nessuno decide che non si deve fare l'autonomia. Noi così non va bene, ma comunque ci dicano sì o no, ma ce lo dicono. Poi noi ci comporteremo di conseguenza. Mi sorprende che una maggioranza di governo, un governo che dice di avere voglia di andare avanti, di governare, non ci dia risposte, e il fatto che non ci diano risposte questo ci preoccupa. Al tavolo di Palazzo Chigi c'erano tutti e su quel tavolo, vertice di maggioranza, l'unico tema in discussione era il più atteso, eppure non è bastato. Autonomia ancora frenata, bloccata, passaggi nuovamente da rivedere. Non solo il Movimento 5 Stelle, c'è anche Italia Viva a dettare le condizioni per arrivare alla sintesi dell'accordo, e a Venezia la reazione è immediata, perché è proprio l'elemento Renzi a far saltare la mosca al naso del governatore, tanto da parlare di esito raccapricciante e non solo. È anche imbarazzante e incomprensibile, visto e considerato che il ministro Boccia ha chiuso con noi un tavolo con tutte le regioni italiane circa un progetto da portare avanti. Poi ne viene fuori che fanno la riunione di maggioranza, e perché una parte della maggioranza non è convinta, che guarda caso sono sempre gli stessi che nel 2014 ci hanno portato davanti la Corte Costituzionale per vietare al Veneto di fare il referendum, ecco, questa parte di maggioranza, quindi Renzi, Italia Viva, dice che dell'autonomia non ne vuol parlare e se ne parlerà più avanti. Noi siamo pronti. Ieri sera nella capitale il ministro Francesco Boccia cercava di arginare le polemiche. Noi siamo pronti, ha detto, intendendo il PD. Gli altri partiti oggi mi hanno consegnato alcuni ritocchi che io ritengo ultimativi. Aspettiamo da Italia Viva i loro contributi. Contributi che però non arrivano, così come non ci sarà l'autonomia sotto l'albero di Natale. Noi abbiamo il diritto di avere una risposta, quindi veramente quello che dico al governo è che se ha i numeri per governare deve darci una risposta, altrimenti vadano a casa. Non abbiamo intenzione di perdere tempo, e quindi lavoreremo in questi giorni per completare questo lavoro e per consentire alle regioni poi di dire l'ultima parola. Ma è un ritornello che si è già sentito da mesi, e allora l'appello va direttamente a Mattarella. Lo dico al Capo dello Stato, che è garante della Costituzione, che nell'ambito dei suoi poteri si faccia
come si può dire, portavoce di questo stato di malessere che non è più del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia Romagna, ma è di 17 regioni, 18 regioni su 20 a livello nazionale. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta a pochi giorni dalla fine dell'anno, tempo di bilanci anche in Consiglio regionale che si avvia al rinnovo nel 2020. Siamo in un quadro di congiuntura internazionale molto particolare, la frenata della Germania sta portando dei numeri anche da noi non proprio elegantissimi per quello che siamo abituati come imprese del Veneto. Però, ripeto, io vedo, e lo vedo spessissimo, appunto imprenditori veneti che stanno girando il mondo, realtà venete che sono eccellenze a livello europeo, mondiale. Il quadro d'insieme a livello nazionale e internazionale non manca certo di difficoltà, ma complessivamente il Veneto rimane in salute. A pochi giorni dall'ultimo Natale della legislatura regionale, il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti traccia il bilancio di un quinquennio di attività dell'Assemblea di Palazzo Ferrofini. La nuova legge urbanistica e di rinaturizzazione del territorio, la nuova legge della cultura che aspettava da lustri di essere aggiornata, quindi cose che anche operativamente renderanno una regione Veneto sempre più adeguata al terzo millennio. Sembra una regione Veneto che sempre più deve fare i conti anche con disastri o semidisastri ambientali. Sì, disastri che mi permetto di dire riusciamo anche a gestire abbastanza bene, cioè nella tragicità di certi eventi stiamo ad esempio vedendo Vaia con dei cantieri importanti che sono in corso in tutto il Veneto, lo abbiamo visto a Venezia con la recente acqua altissima, direi io, dove in questo momento io penso che il 99% degli esercizi pubblici sono ritornati aperti, operativi. Uno degli ultimi atti della Regione nel 2019 è proprio lo stanziamento di €1 milione per contribuire al ristoro dei danni subiti dalla Basilica di San Marco durante l'eccezionale acqua alta del 12 novembre. Il contributo pubblico straordinario è stato deciso con uno specifico progetto di legge che l'Assemblea ha approvato a maggioranza, 43 voti favorevoli e 3 astenuti. È atteso per domani l'incontro chiarificatore tra i dipendenti di Ca' Foscari e il rettore Michele Bugliesi. Al centro la questione delle ferie d'ufficio per i giorni dell'acqua granda di novembre. Si persista da parte del rettore a non incontrarci e a scegliere questa strada. Proprio su questo fatto loro hanno organizzato il solito brindisi natalizio e noi in risposta, proprio per la delusione che hanno i colleghi e per la non chiarezza, faremo un controbrindisi. A Ca' Foscari l'ora X scatterà a breve. Il conto alla rovescia dei quasi 500 dipendenti è iniziato. Nella stessa ora che lui gestirà la festina, proprio per dare un segnale che i lavoratori tutti assieme sono molto delusi dalla situazione e la poca chiarezza permane. Il malcontento dei dipendenti cafoscarini per la cattiva organizzazione, a loro dire, della gestione del personale durante i giorni dell'acqua alta, quando, con l'obbligo di restare a casa vista l'inondazione subita dall'Ateneo, ora dai piani alti del rettorato viene fatto un altro obbligo: prendere ferie o permessi per quelle assenze decise d'ufficio. Abbiamo chiesto un incontro con il rettore, il quale si è dimostrato disponibile e al momento però non abbiamo ancora avuto l'indicazione, dal momento che abbiamo chiesto entro mercoledì di avere appunto un incontro con lui. Quindi attendiamo fiduciosi. Abbiamo provato a chiedere al rettore il diritto di replica, ma non c'è stato possibile causa suoi inderogabili impegni. Ora, se il promesso confronto dovesse mancare anche con il personale amministrativo e tecnico, avrà inizio un vero e proprio braccio di ferro. E dire all'amministrazione che non cederemo e che procederemo per vie legali o con una mobilitazione del personale, con uno stato di agitazione, se non dovessimo raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti. Riaperti dopo 5 anni di lavori di recupero i giardini reali di San Marco. Estesi su una superficie di 5.000 metri quadri davanti al bacino di San Marco, sui quali si affacciano le sale imperiali del Palazzo Reale, il Museo Archeologico Nazionale, la Biblioteca Marciana e il Museo Correr, i Giardini Reali di Venezia fanno parte di un progetto di riforma dell'area marciana sancito da un decreto napoleonico di inizio Ottocento.
Passati nel corso del XX secolo dalla corona al demanio e quindi al comune, negli ultimi anni i giardini reali si erano ridotti a testimonianza di ben altri splendori, cui ora rendono giustizia i lavori di recupero per i quali sono stati dati in concessione a Venice Gardens Foundation nel dicembre 2014. Ma qui la conclusione dei lavori rappresenta però anche una partenza. Si parte per restituire i giardini alla città e ai cittadini, che mi sembra già una buona partenza ed è quello che noi abbiamo voluto fortemente in questi 5 anni di lavoro. E poi si parte per altri giardini, per restituire sempre di più ai cittadini delle aree, dei luoghi dove possano ritrovare il silenzio, se stessi, quasi come se fosse una passeggiata spirituale. Incredibile a dirsi, visto il luogo, tra gli interventi di restauro figura anche la demolizione di un bunker in cemento armato della Seconda Guerra Mondiale. La riapertura dei giardini è comunque solo il primo tassello di un più ampio progetto sull'area marciana che, come ha ricordato Philippe Donnet delle Generali, partner di Venice Gardens Foundation, si concluderà nel 2021 con la riqualificazione delle procuratorie vecchie, futura sede della fondazione The Human Safety Net. Ma nel futuro c'è altro ancora. Con vari enti di ricerca nazionale e internazionale svilupperemo dei progetti sulla sostenibilità e sia sulla sostenibilità di risparmio energetico, ma soprattutto sulla sostenibilità di tutto quello che poi è la manutenzione di un giardino. Stasera 20:10 si parlerà del Mose insieme all'ingegner Giovanni Cecconi, ex capo della sala controllo. Vi ricordo poi la nostra rubrica dedicata ai presepi, mandateci le immagini, le foto tenendo il cellulare in orizzontale ai numeri che vedete in sovrimpressione. Se non siete in grado di farlo voi potete scriverci e verremo noi a riprenderli per poi mandare in onda nei nostri telegiornali, come in questo caso con questo mix di presepi, quello della famiglia di Giuseppe Frison e Alessandra Furlan e di Marco Monetti di Venezia. È davvero tutto, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas, if only in my dream. Benvenuti al meteo. Prosegue un tempo spiccatamente instabile a causa di una bassa pressione che, posizionata sulla Sardegna, causerà qualche pioggia anche sul nostro territorio. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo una moderata variabilità con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse sulla zona nord-orientale della pianura e sul Bellunese, meno frequenti invece altrove. Ancora molto ventoso con forti venti da nord-est. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime comprese tra 10 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 14 e i 16 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo piogge piuttosto diffuse un po' dappertutto, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 14 e 16 gradi circa. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto, tuttavia con qualche nebbia, ma anche con qualche spazio soleggiato, soprattutto a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, valori massimi tra 10 e 13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.